Buonasera, ben ritrovati F Motori da Marco Angileri. Nuova puntata, nuovi ospiti. Partiremo con Rudy Diserò, che è organizzatore del Park Rally Show, appuntamento del 8 agosto a San Filippo, San Michele al Tagliamento, vicino a Bibione. E poi la seconda parte assieme ad Alessandro Zamparuti del team Regolarità Friuli Motoclub Manzano. La 37esima edizione del Rally della Marca Trevigiana si è conclusa con la vittoria di Marco Signore e Patrick Bernardi su Polo GTR 5. Corrado Fontana e Nicola Arena su Hyundai 20 VRC dominano il rally, ma un guaio meccanico gli soffia la meritata vittoria per un secondo. Sull'ultima prova speciale avevano ben 10 secondi di vantaggio sull'equipaggio Signor Bernardi, ma un raccordo della Westgate della Hyundai 20 del pilota comasco si è però improvvisamente allentato, togliendo potenza alla vettura che non aveva più ripresa. Signore e Bernardi hanno così potuto recuperare lo svantaggio che ormai avevano accumulato, guadagnando quel secondo di vantaggio per garantire la vittoria all'equipaggio veneto. Al terzo posto, con un ritardo di 26 secondi dai vincitori, chiudono Andriolo e Menegon su Skoda Fabia R5 Evo 2. Tra gli equipaggi friulani, ottima prova di Fabrizio Martinis e Valentina Boi su Renault Clio, che firmano la vittoria in classe R3C. Davide Pinosa, navigato da Sara Chiesura, su Renault Clio vince la classe N3 ed il gruppo N. Buonasera, assieme a noi abbiamo Rudy Diserò, qua come organizzatore del Park Rally Show. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera, un piacere rivedervi. Allora, ritorna questo evento che mancava da 4 anni, un evento particolare, lo ricordiamo si svolge a San Filippo, vicino a Bibione, per dare così una direzione ai nostri amici che si seguono da casa, proprio sul confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Park Rally Show che ritorna, soprattutto un evento così molto friendly, facile da seguire, perché innanzitutto è un percorso che voi create dove facilmente il pubblico può arrivare e godersi per un'intera giornata di uno spettacolo unico, immagino. Sì, ripartiamo da zero. Il posto ormai vedo che la gente già, come è uscita la locandina, l'ha riconosciuto. In poche parole, l'evento si svolge all'interno di una golena, all'interno del tagliamento, quindi il percorso è visibile da tutto il pubblico che si trova proprio sopra l'argine del tagliamento. Quindi hanno la visuale totale del percorso in sicurezza, e la bella soddisfazione è che i piloti hanno veramente aderito ormai già in massa, anzi dovremmo forse anche chiudere le iscrizioni, e soprattutto ho gente che vuole venire a correre, hanno già mandato il modo di iscrizione da Ancona e forse anche la presenza di alcuni piloti austriaci. Tu hai parlato anche fuori onda di possibili arrivi di vetture molto performanti, sia con un pedigree storico incredibile, e poi un attimo fa dicevi anche presenza dall'estero. Questo vuol dire che comunque la posizione geografica vicini a Bibione può essere sfruttata anche per il pubblico, perché passano una giornata contemporaneamente a Bibione, ma chiaramente a Vignano, che si trova appunto molto vicino, e godono di questo spettacolo del Park Rally Show, che in passato ha visto sempre una ottima presenza di pubblico. Sì, ricordiamo che l'ultima edizione abbiamo sfiorato le 5.500 persone del pubblico. Quest'anno abbiamo attrezzato l'area box sempre adiacente alla pista, e quindi con una zona dove possono arrivare anche con i camper. Addirittura mi hanno già detto che vengono con le tende al venerdì sera. Dopodiché sì, la zona Bibione favorisce, perché ci saranno anche il rientro dei domenicali che potranno fermarsi a vedere l'evento, perché andremo avanti anche una parte notturna a chi ha le fanaliere, quindi sì, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal ritorno immediato delle persone, perché ormai parliamo di evento, ma sì, è ormai conosciuto che non serve neanche più tanto spiegarlo. L'evento ormai tutti sanno si svolge stile Motoshow di Bologna, quindi in parallelo, anche se non è una gara ma è una manifestazione ad esibizione,
La sfida si vede perché le due macchine comunque si vedono partire da lati opposti e quindi si ha riferimento subito di chi è davanti e chi è dietro, insomma, ecco. Perciò un'intera giornata di batterie, di sfide, 8 agosto, perciò manca meno di un mese all'evento, ma altri nomi sicuramente si aggiungeranno a quelli che tu hai già tra gli iscritti. Questo vuol dire anche che molti hanno voglia sia di divertirsi, ma però anche di mettersi in mostra, perché nelle passate edizioni, lo ricordiamo, 5.000, oltre 5.000 persone tra il pubblico sono veramente una vetrina importante anche per un pilota che vuole mettersi in mostra. Sì, beh, certo, quest'anno io il primo nome che farei è che è stato proprio il piacere vedere che ha rinunciato a una gara di rally di campionato per venire da noi. Lui ha partecipato alla Dakar Classic quest'anno, che è diventato famoso perché ha sfidato tutti con Peugeot 504, Roberto Camporese. Lui sarà presente con un Citroën DS N5, quindi poi abbiamo dai Sono Subaru i novità, Vespa. ecco, novità anche a livello, perché l'N5 è una, come dire, una classe nuovissima nel panorama rallistico, perciò ci sarà di tutto. Camporese con un N5, perciò una bella novità anche questa. Sì, io adesso sto attendendo conferme, però stiamo aspettando se riescono a finire il motore 1.037, dall'Austria un possibile S4, Porsche 4x4, una Skoda Fabia Rallycross, poi abbiamo i kart cross, abbiamo un po' di tutto, quindi veramente c'è un motor show veramente con tutto un parterre di macchine che vanno dai 4x4 alle anteriori, Super 1600, forse una R5 Skoda, vediamo adesso se il pilota decide o quella o con Super 1600, quindi veramente abbiamo un po' di tutto in una giornata. Ecco, spiegavi prima che al di fuori del Park Rally Show ci saranno perciò anche i vari team e la possibilità, immagino, per poter guardare da vicino quello che sarà il lavoro di preparazione delle varie vetture. Questo vuol dire portare il pubblico anche a contatto con il mondo dei rally e non solo. Sì, loro hanno accesso a tutta la zona, quella che è la manifestazione. Ricordiamo che ci sarà anche comunque la festa, quindi con i chioschi gastronomici, più abbiamo una Fiesta VRC come simulatore, che chi vuole provare anche l'esperienza di guida può montare su questo simulatore, e ormai sono riusciti ad arrivare a tecnologie che veramente sembra di guidare la macchina. Chi arriva anche il sabato, c'è un raduno di auto americane con spettacolo burlesque, concerti e tutto quello che ci va dietro, quindi un weekend a 360 gradi. E poi c'è la domenica, lo dicevamo, nel contesto del Park Rally Show, la possibilità anche di non così guardare il spettacolo del rally specifico, perché lo spiegavi un attimo fa, ci saranno anche vetture d'autocross, kart cross che sono velocissime, perciò c'è un po' una maniera eterogenea di vivere i motori in questo contesto. Sì, esatto, veramente uno può trovarsi di tutto in quella giornata. Stiamo aspettando veramente dalle vetture storiche alle vetture 4x4, alle neo arrivate l'N5, ai prototipi d'autocross, perciò si trova ad avere più specialità, e il bello anche questo che sia confronto tra il rallista, il pilota d'autocross, il pilota da rallycross, la vettura storica. Abbiamo anche un Manta gruppo B, di quelle storiche, il Manta largo come si chiamava una volta, ecco. Quindi avevamo veramente di tutto, uno arriva lì e si trova un tuffo tra il passato, presente e quello che è il futuro. Percorso grosso modo 1 chilometro, 1,3 chilometri, 1,5 chilometri, come era nelle passate edizioni, poi il passaggio, la carreggiata, chiamiamolo così, su terra, larga, abbondante, perciò è fluida soprattutto. Sì, lì il terreno è completamente terra pura, non c'è un sasso, il percorso solitamente riusciamo sempre a ricavare dal chilometro 2 al chilometro 4, ogni anno cerchiamo sempre di cambiarlo. La carreggiata parte da un minimo di 4 metri alle curve che noi le allarghiamo solitamente a 6, 7, anche 8 metri, perché appunto lasciamo spazio ai piloti dello spettacolo, il traverso, il classico traverso, perché è fondamentale lo spettacolo, ecco, quel giorno lì sarà una giornata di spettacolo.
Poi c'è il rischio ovviamente con il contesto che state creando appunto a San Filippo, che ci sia il tutto esaurito anche nella richiesta dei piloti, perché non potrete sicuramente inserirne moltissimi nel contesto per farli correre tutti. No, infatti questo credo che sia un po' un problema, perché nell'arco di 2 ore hanno scaricato già 18 moduli di iscrizione. Noi abbiamo calcolato più o meno 30 macchine per una questione di tempi, perché se calcoliamo che una macchina deve fare sicuramente 2 manche, se non anche lo spareggio, se per caso troviamo la parità, giusto da dare la soddisfazione chi ha fatto il pari di averla bella. Quindi abbiamo una questione di tempi, abbiamo calcolato più o meno ci vuole 15 minuti a coppia di vetture, quindi dovremmo restare all'interno delle 30 macchine per poter far correre tutti una giornata sì, piena di un tot di chilometri che calcoliamo sia attorno ai 50 chilometri. Quindi la mattina avranno delle prove libere e poi pomeriggio iniziamo un po' con i paralleli. Ecco. Perciò veramente diventa un problema, un dispiacere se dovremmo dire a qualcuno di no. Molto bene, allora l'appuntamento che ci ha appunto raccontato Rudy Diserò, il Park Rally Show a San Filippo, San Michele al Tagliamento, sul confine tra Friuli, Venezia Giulia, Veneto, a pochi chilometri da Bibione, 8 agosto, direi che di componenti per una giornata spettacolare per gli amanti delle due ruote di traverso ci sono tutti, grazie, ovviamente un buon lavoro, appuntamento all'8 agosto. Bene, grazie a voi, ci rivedremo presto e vi aspetto numerosi al Park Rally Show. Salutiamo Alessandro Zamparutti, possiamo chiamarlo capitano del Club Regolarità Friuli, il Motoclub Manzano, un team che così abbraccia l'enduro di una volta, per dare un'idea agli amici che ti seguono da casa, con grandi risultati in campo nazionale, perché io tirerei fuori soprattutto il grande risultato di Ragogna, era campionato italiano regolarità gruppo 5, dove praticamente avete dominato su tutte le classi squadra vaso. Partiamo da quel grande risultato, poi parleremo anche di quella che è la vostra attività. Alessandro. Sì, a Ragogna abbiamo, giocando logicamente, correndo in casa, probabilmente tutti i piloti avevano molto più stimolo perché c'era il pubblico di casa che li seguiva. Abbiamo vinto in parecchie classi, abbiamo vinto sia nel vaso che nel trofeo come squadre e logicamente è stata una domenica fantastica. Tutti ci hanno fatto i complimenti per come è andata. In Non è effetti una sono novità, già... Alessandro, non è una novità, perché voi già da diverso tempo avete imbastito una squadra che poi ha avuto le sue evoluzioni e al di là del Covid comunque avete continuato a macinare risultati importanti, avete anche una punta di diamante perché è un ex campione del mondo di enduro, Rubin, certamente non lo scopriamo qua noi, è uno che ha segnato, possiamo dire, un'epoca in Italia, e averlo in squadra con voi vuol dire anche un'opportunità per schierare dei piloti forti, ma non c'è solo lui, perché voi già da prima portavate a casa dei risultati conquistando dei campionati italiani, lo ricordiamo. Sì, beh, sicuramente è una questione di vanto avere Matteo che corre con noi, però come giustamente hai detto tu, già negli anni scorsi abbiamo portato a casa degli ottimi risultati, abbiamo dei piloti che se vuoi io te li nomino tutti, partiamo da Bosco, Zandonà, Ivetta, Purinam, Sparer, Tomasetic che stava andando bene, poi ci sono tutti gli altri che hanno fatto sempre degli ottimi risultati. Ma anche Zamparutti si è difeso, a parte in questo ultimo periodo con qualche acciacco, però in passato le belle soddisfazioni se le tolte, cioè te. Sì, dai, fino all'anno scorso le soddisfazioni me le sono tolte. Quest'anno purtroppo per problemi fisici non posso essere sul campo a battagliare, però dai, spero di rientrare il prima possibile. Nel giro di poco tempo vi siete ritagliati un ruolo importante come tra le squadre, sia nel vaso che appunto nel trofeo squadra, da battere, oltre che chiaramente nelle varie classi, tanti piloti che se la giocano per il podio. Sì, quest'anno abbiamo impostato, l'anno scorso eravamo già un po' in lizza per il discorso trofeo, lì con le moto, quelle
ante il 76 fino all'81, l'avevamo già vinto nel 2018 come Motoclub Manzano. Attualmente siamo in testa al trofeo lì con la squadra del trofeo. Nel vaso a Ragogna abbiamo fatto un'ottima performance, abbiamo vinto a Ragogna, peccato la prima gara non avevamo tutti i partecipanti per poter fare la squadra. L'ultima gara abbiamo avuto un po' di sfortuna con un ritiro, logicamente lì non ci sono scarti o jolly, se uno si ritira purtroppo la squadra penalizza la squadra. Penalizza la squadra. Poi sicuramente quest'anno abbiamo dei buoni piloti anche nelle categorie vecchie che partono dai primi anni. Abbiamo il fortissimo Mirko Rossi, il Sparer, il Marco Decker, c'è il Gennaro, il Taviano che corrono con le moto ante 75, perciò riusciamo a imbastire anche lì una squadretta sempre molto competitiva. Nel futuro immagino ci sia anche la 6 giorni, quella classica, quella d'epoca, che in passato ti ha regalato delle grandissime soddisfazioni perché hai conquistato un titolo mondiale. Sì, l'anno scorso non l'hanno fatto, doveva essere abbinata alla 6 giorni delle moderne in Italia, invece quest'anno hanno deciso di dividerla, di spostare il vintage, si correrà all'Isola d'Elba il mese di ottobre, solo vintage, e invece la 6 giorni moderna sarà a Pavia, a Ribazzano il mese di fine di agosto, primi di settembre, così non sono più abbinate le vecchie con le moderne. Come era a mio avviso, Alessandro, forse è meglio così perché viene dato più risalto in questo caso alle vecchie signore, tra virgolette, con il fior di piloti, e senza magari confondersi con una 6 giorni che è senza dubbio un grandissimo evento sportivo motociclistico off-road, però avere una gara distinta in un altro periodo, in un'altra località, vuol dire secondo me avere ancora più visibilità. Sicuramente se ci sono delle gare concomitanti come parliamo qua in Italia oppure se vai in Francia, sicuramente anche in Germania sarà così, poi negli altri stati è diverso, trovare tanta affluenza. Le iscrizioni per la 6 giorni all'Isola d'Elba le hanno già chiuse da mo', c'è già una lista d'attesa per entrare, hanno chiuso a 400 partecipanti perché poi la gestione non è facile poter gestire tutte queste moto, e vedremo all'Isola d'Elba cosa succederà. Quanti sono noi siamo piloti presenti? Quanti sono i piloti poi all'Isola d'Elba? Allora, piloti nostri abbiamo dovuto trovare un escamotage per poter essere presenti perché avevano messo un limite, no? Allora abbiamo pensato di fare 4 squadre, 2 sotto il nome, perché vige c'è sempre il discorso del motoclub, al di là della regolarità Friuli che è affiliata al Motoclub Manzano. Abbiamo fatto 2 squadre col Motoclub Manzano e ci hanno dato la loro disponibilità, e 2 squadre le abbiamo iscritte come Motoclub Tagliamento, che logicamente sono nostri amici, partner di avventura. Allora abbiamo deciso di fare 2 squadre di Manzano, 2 squadre del Tagliamento, così sicuramente siamo 12 piloti che partecipano a questa gara a squadre, più ci sono 1 o 2 che tra cui io probabilmente correremo come singoli per partecipare. Insomma. Anche perché dovrai difendere il titolo di campione del mondo, perché questo è quello che è contato in carica, in considerazione che nel 2020 non si è corsa appunto la 6 giorni vintage. Purtroppo sono stato un po' penalizzato perché hanno cambiato i regolamenti, hanno cambiato l'età delle moto e tutto. Purtroppo non ho la moto per poter fare quello che volevo fare. Correre con la moto che ho corso in Portogallo sarei penalizzato, perché con una moto del 76 correre con moto dell'82 c'è troppo sbalzo tecnico. Diventerebbe abbastanza difficoltosa. Sì, potrei finirla tranquillamente, competere tranquillamente, però con i risultati parti già un po' svantaggiato, dai.
Alessandro, il progetto che avete portato avanti come Motoclub Manzano Regolarità Friuli, guardandoti indietro, non avresti mai pensato di aver raggiunto, a mio avviso, questi risultati, perché nel giro di poco siete uno dei punti di riferimento a livello italiano. Sicuramente a livello italiano, non dico, facciamo paura, nel senso facciamo paura, a parte che tutti ci fanno i complimenti perché abbiamo un'ottima organizzazione, quello dobbiamo ringraziare il nostro amico Mauro San della MM Racing, poi tutte le persone che ci seguono, che ci fanno l'assistenza, ci danno una mano e tutto. Poi come piloti siamo arrivati a un bel numero, siamo circa un 25-26 piloti che fanno principalmente solo l'epoca. Importante, voi alcuni piloti che prima correvano con dei team, dei club al di fuori della nostra regione, pur essendo appunto del Friuli Venezia Giulia, siete riusciti a così coinvolgerci. Questo vuol dire riuscire a creare anche un affiatamento tra molti piloti regionali, anche chiaramente ce ne sono alcuni che vengono al di fuori. Piloti più o meno sono quasi tutti, al di là di Rubin che non è proprio friulano, ma il resto sono tutti piloti friulani. Ce n'è ancora qualche pilota friulano che magari corre con altri motoclub, un 2-3 di loro, che sono stati contattati ma non hanno recepito quello che volevamo fare noi. Noi avevamo voluto fare questo gruppo Regolarità Friuli, mettere insieme tutti quelli che eravamo in giro per altri club e creare una specie di casa Friuli. In effetti a Ragogna si è visto che avevamo fatto veramente un'opera d'arte, con Grazie, un Alessandro. ottimo convivio e tutto. Grazie Alessandro, una buona continuazione di questo progetto, ovviamente con le gare che mancano ancora al termine del campionato, e poi ci sarà ovviamente, come lo hai preannunciato, ad ottobre la 6 giorni vintage, grandissimo evento dove avrete praticamente 4 squadre schierate. Un bocca al lupo, ovviamente un buon lavoro per te come coordinatore di questo importante team. Grazie a voi del vostro interessamento. La prossima settimana andremo in quel di Bergamo, a Vertova, per la terzultima gara dell'italiano, poi vediamo come va. Speriamo di portare a casa qualche risultato più che buono. Grazie a voi di nuovo. Buonasera. Ciao Alessandro, ciao. Ciao Marco, ciao. Novità per gli appassionati dei rally su terra. Domenica 8 agosto ritorna il Park Rally Show a San Filippo, località sul confine tra Friuli e Veneto, nel comune di San Michele al Tagliamento, a pochi chilometri da Bibione. Un'occasione unica nel suo genere in Italia, con piloti, navigatori e tecnici impegnati per l'intera giornata con vetture da rally e prototipi di autocross. Per il Park Rally Show verrà preparato un circuito su terra di 1,5 km con un fondo scorrevole, compatto, privo di sassi, con una larghezza che varia dai 5 agli 8 metri. Dalla mattinata il via allo spettacolare evento che impegnerà per l'intera giornata team con vetture R5, gruppi N, gruppi A, Super 1600, vetture da autocross e rallycross. Atteso un pubblico delle grandi occasioni che potrà assistere allo spettacolo dalle ampie tribune naturali a bordo tracciato. Si potrà respirare aria di motorsport anche nelle aree adiacenti al circuito, dove verranno predisposti appositi spazi per il posizionamento delle strutture tecniche dei vari team. Appuntamento perciò per gli amanti del controsterzo e delle 4 ruote di traverso, domenica 8 agosto a San Filippo.